Amici del futsal, buonasera e benvenuti dal Neolù di Lunetta. Jacopo Bagnoli qui con voi e stasera si affronteranno Caos Mantova contro Signor Prestito CMB. Signor Prestito, squadra della Basilicata, più precisamente di Matera, ha avuto un buon inizio, primi in classifica, l'ultima partita contro Lido di Ostia, vinta. Il Caos Mantova invece ottima partita l'ultimo sabato contro il Pesaro e prima vittoria stagionale alla prima. Quindi stasera si preannuncia una bella partita. Le distinte sono per il Caos Mantova, partendo dai portieri Ricordi Prado Fontaniello, di guida Cabessa Bueno, Dimash Gabriel Iucca, l'Eleco squalificato, poi Matteus, Micheletto, Salas e Parrell. Per il Signor Prestito invece Weber, Petragallo, Tobe, Zancanaro, Pulvirenti, Fusari, Lignare, Scaruso, Sanchez, Visonan, Silletti, Vega, Restaino e Nucera. È davvero tutto pronto. Saluti di rito alle panchine. È stato visto anche un protagonista della scorsa stagione del Caos Mantova, Are Più, il quale ha contribuito in grande modo a portare questa squadra in Serie A. Ora i sostituti indossano le pettorine. Caos Mantova che si schiera come formazione titolare con Ricordi tra i pali, Iucca, Dimash, Parrell e Matteus. Squadra comunque già vista durante il corso del campionato finora. Parrell a toccare il pallone per il calcio d'inizio, l'arbitro controlla. E si parte, buona partita a tutti. Ora subito il Mantova in possesso. La palla è per Parrell, cerca subito lungo. E ancora però recupera il pallone, tunnel di Parrell che se ne va, si ferma, cerca Matteus, ottima parata del portiere per la rimessa laterale. Dimash, scusate, era Dimash in mezzo all'area, proprio lui va alla rimessa laterale. Matteus, Parrell, di tacco per Matteus. Attenzione, pallone sgonfio probabilmente, infatti avviene ora il cambio. E Signor Prestito che ridà la palla al Caos Mantova. Ora Dimash, Iucca, Matteus, gira per Dimash. Ancora Iucca, Dimash, lancia un po' frettoloso anche per il pressing degli avversari. Rimessa laterale nella metà campo del Signor Prestito. La palla è per il numero 10 Sanchez, Tobe, Vega, porta un po' il pallone. Ancora Sanchez che gira per Tobe. Ora il portiere al rilancio lungo. Ricordi col petto in rimessa laterale. Le squadre sembra che in questi primi minuti si stiano ancora studiando, nessuna tenta l'affondo. Tutte e due cercano probabilmente di capire lo stile di gioco della squadra avversaria. Attenzione adesso Tobe. Niente di fatto.
rimessa dal fondo per Ricordi. Mateus pensa a Dimash, ma poi serve Parrell. Jucca, Dimash, scavetto a cercare Parrell, che aveva capito l'intenzione ma non riesce ad arrivare. Ora palla qui sbagliata da parte di Sanchez e quindi il Mantova che può ripartire. Jucca, che serve Mateus, che rilancia subito. Signor prestito che per adesso pressa veramente in modo asfissiante il Caos Mantova, cercano di rallentare le giocate della squadra o di farli sbagliare. Per adesso tattica che sta funzionando. Ora ancora Sanchez che gira per Vega. Ancora CMB che gira bene il pallone. Vega, Sanchez, Tobe che gira, palla pericolosa. Ora attenzione al numero 11, bravissimo qui Jucca, e poi Dimash che tenta di tenere il pallone ma sbaglia. Attenzione qui, errore abbastanza grave di Sanchez che con la porta praticamente priva di portiere manda a lato. E ora Dimash che può ripartire con Parrell che cerca Jucca, che aspetta qualcuno, poi tenta la girata ancora e la palla che finisce tra le mani del portiere. Cerca di rilanciare lungo. Ora la palla in mezzo a due, ma la palla era uscita e quindi ancora rimessa laterale. Mateus alla battuta. Ancora questo schema per Dimash che qui cerca di addolcire il pallone per Parrell, ma in realtà sbaglia il tocco e manda la palla in rimessa laterale. Ancora Tobe. Sanchez. Ancora palla girata. Ora Sanchez. Qui forse il numero 17 rischia del CMB e infatti dopo il pressing di Mateus la palla va in rimessa laterale. Buona posizione per il Caos Mantova. Parrell alla battuta. Mateus si propone al tiro. Ancora rimessa laterale. Ancora Parrell che cerca Mateus. In mezzo per Jucca. Dimash. Parrell, buono scambio con Dimash che arriva al tiro. Un po' troppo sul primo palo. Comunque buona questa azione del Caos Mantova che inizia a farsi vedere in porta del CMB. Ora Tobe di fisico su Parrell. Qui forse fallo e infatti è così. Parrell che non può molto contro lo strapotere fisico di Tobe. Qui riceve anche un richiamo da parte dell'arbitro. Ancora il numero 4 alla battuta. Indietro. Ora Sanchez. Si sposta per il tiro. Ricordi, blocca. Può far ripartire tutto con Jucca. Ora Dimash che cerca Mateus largo. Jucca che aspetta qualche movimento ma difende molto bene per adesso il signor prestito. Qui forse blocco e attenzione qui vantaggio che non si concretizza. E ora Lucas viene sostituito. Può ripartire il Mantova con il fallo per Parrell. Jucca, Mateus, Parrell, Mateus, ancora lo scambio tra loro due. Ora Dimash che cerca di alzare un po' la squadra. Mateus ancora per Parrell che lancia bene per Jucca. Buona l'idea. Un po' complicato forse arrivarci
per il numero 6 del Mantova, che oggi è con tutta la famiglia di ritorno dalla nazionale finlandese. Ora ancora il signor prestito con Tobe. Sanchez. Tobe, Sanchez. Ancora lo scambio tra loro due. Ora Jonathan. Attenzione qui, Dimas pressa bene e infatti costringe allo sbaglio la squadra di Matera. Può ripartire il Mantova con una rimessa laterale. Parrell. Il tacco per Dimas, ancora Parrell che cerca di passare e qui fallo di mano da parte di Fusari che riceve il giallo. Non molto da reclamare per questo giallo. Palla colpita con la mano. Il gioco sta per ripartire con Parrell sul pallone. Di Guida, Parrell, Di Guida che intanto nel frattempo è entrato al posto di Matteus. Qui il portiere esce e con un rimpallo il signor prestito riesce a guadagnare la rimessa laterale. Palla che sbattuta su Yuka che stava arrivando sul pallone. Qui intanto numero 7 del signor prestito continua a chiedere spiegazione all'arbitro perché non si capacita di quel giallo. Ora Sanchez. Ora Jonathan che non gira. Gira ora per Sanchez ma sbaglia. Quindi palla ancora per il Caos Mantova. Palla lunga per Dimas che con una spinta si era liberato di Tobe. Arbitro fischia il fallo. Pulvirenti adesso, appena entrato. Ancora il signor prestito in possesso di palla. Qui Dimas concede una rimessa laterale. Fusari che gira. Tobe. Ora il portiere al rilancio lungo. Sponda su Parrell che però deve concedere un calcio d'angolo. Battuta di Tobe su Fusari. Ricordi. C'è. E ora cerca subito di rilanciare Dimas. Controllo difficile ma ce la fa. Però il rimpallo favorisce Pulvirenti. Qui Parrell calcia il pallone addosso al numero 6 del signor prestito e guadagna la rimessa laterale. Ora Di Guida. Dimas. Buona palla per Parrell. Controllo molto difficile. Recuperato. Qui la palla in mezzo. Di Guida che fa partire Dimas. Jonathan blocca tutto. Partita che sta aumentando adesso di ritmo. Tutte e due le squadre molto veloci. Ora Parrell ancora per Dimas. Parrell. Dimas che cerca Di Guida. Palla troppo indietro. Molti errori in fase di impostazione per entrambe le squadre. Ora Zancanaro, il capitano, che cerca ancora la palla lunga. Ora Jonathan che cerca di girare, però Parrell recupera il pallone. Qui ancora una volta il passaggio era troppo all'indietro per Dimas. Coach Milella che dà indicazioni al numero 77, che ha segnato anche nell'ultima partita contro la campione d'Italia, il Pesaro. Ora Pulvirenti. Jonathan. Ancora per il numero 7 del signor prestito. Ancora il tiro.
e Ricordi qui fa un miracolo, davvero a 3 metri, una reattività pazzesca di Ricordi, che deve concedere un calcio d'angolo, ma questa parata è praticamente un gol. Zancanaro alla battuta, cerca Pulvirenti, ancora Ricordi. Parrell ora, che cerca Salas. Parrell cerca di ripartire. Nel frattempo Dimash è stato sostituito dal numero 15 Salas. Attenzione qui, cerca di andare via numero 8 del signor Prestito, fermato benissimo. Parrell, Dimash, che qui forse un altro tocco di mano, ma niente da fare. La palla ancora per Dimash, che si gira bene, la tiene con il fisico, cerca di girarsi e poi accerchiato, non può fare niente. Qui blocco da parte di Salas, che chiede scusa, sa bene di aver sbagliato. Calcio di punizione per il signor Prestito. Riparte il gioco. Ancora il numero 7 che cerca Zancanaro, poi Pulvirenti. Ancora il capitano del signor Prestito che sbaglia. Ora Salas alla battuta. Di Guida, Cabeza che la tiene bene col fisico e gira per Parrell, che lancia per Di Guida, qui non riesce a controllare bene. Rimessa per il signor Prestito, che riparte con Zancanaro, lungo per il numero 9 e la gira ancora per Vega. Ancora Zancanaro, ancora Vega, palla che passa da un lato all'altro del campo. Ora numero 6 che salta 2 giocatori del Mantova al tiro, palla fuori di pochissimo. Qui Salas e Parrell si sono fatti saltare da un ottimo dribbling di Pulvirenti, che però finisce tutto con un nulla di fatto. Ora Caruso ha tentato il controllo ma sbaglia. Nel frattempo entra Gabriel. Ora Salas e Micheletto, che prende il pallone ora e la rigira per Salas, che cerca Cabeza, aspetta i compagni. Ancora Gabriel che tenta il tiro, forse un po' velleitario, era molto complicato segnare da quella posizione. C'è da dire che comunque gli spazi sono davvero limitati per entrambe le squadre, che comunque stanno veramente pressando a dei ritmi altissimi e quindi la qualità di gioco chiaramente ne risente. Ora Vega cerca ancora il numero 9 del CMB, che gira per Jonathan. Zancanaro, ancora Vega, qui non c'è niente per l'arbitro, quindi può ripartire il Mantova con Salas. Gabriel che rischia un po', Cabeza, Salas, Micheletto che rilancia lungo, che non può fare altro. Qui attenzione, Zancanaro che può ripartire. Ancora Caruso, Jonathan che gira ancora la palla per Vega. Attenzione, tunnel, ancora Caruso circondato. Salas arpiona il pallone e fa ripartire la manovra con Cabeza, che può andare al tiro. Incrocio dei pali, che botta di Cabeza, che intanto si guadagna una rimessa laterale. Veramente un tiro con una potenza assurda. Il portiere qui non so cosa avrebbe potuto fare. Ora Gabriel, Salas, Mantova che inizia a farsi vedere dalle parti del CMB. Ora Cabeza che tiene il pallone e qui forse fallo dal limite per il Caos Mantova. E questa potrebbe essere davvero una buona occasione. Nel frattempo
Entra Dimash, sostituito da Salas. Punizione dal limite, come detto prima. Cabeza si allontana dal punto di battuta. Quattro uomini in barriera, 3 uomini in barriera. Anche Parrell si allontana. Quindi rimangono Dimash e Micheletto. Attenzione, ora Parrell con Dimash. Buono questo schema. Riescono ad arrivare al tiro. Nel frattempo Salas riprende il posto di Dimash, che era salito solo per probabilmente battere la punizione. Ora Caruso, che guadagna la rimessa laterale. Ora Vega alla battuta. Tobe. Ancora il numero 8 del CMB, che gira per il portiere. Al rilancio troppo lungo. Direttamente da ricordi. Ora Salas. Micheletto, che sbaglia. Errore abbastanza banale qui da parte del numero 7 biancorosso, che deve concedere un calcio d'angolo. Ora la battuta. Vega, che non impensierisce ricordi. Ora Salas, e salta bene un giocatore. Non c'è fallo però, ma recupera ancora il pallone Salas. E adesso può ripartire. Ancora il tiro. E ancora una volta il portiere del signor Prestito si fa sentire. Ora Gabriel. Micheletto, gli rimane un po' indietro la palla, ma riesce a servire ricordi. Cabeza. Gabriel. Mateus, che ha preso il posto di Salas. Ed ancora una volta rimessa laterale. Ancora Vega col pallone. Tobe che rischia, attenzione! Dimash, palo! Palo ancora. Un'altra volta Mantova poco fortunato con i legni. Qui Gabriel fa sentire la gamba. Ha tentato di ripartire velocemente il signor Prestito. Nel frattempo entra Jucca al posto del numero 97 e viene chiamato time out. 8 minuti e 42 secondi al termine. Per adesso una partita complicata per entrambe le squadre, che comunque cercano di imporre il proprio gioco, ma veramente tutte e due le squadre corrono dappertutto e è davvero difficile creare un gioco. Ricordiamo signor Prestito, che per adesso è primo in classifica dopo aver vinto le prime 2 partite di campionato. C'è da dire che comunque gli avversari erano alla portata. Comunque anche buon avvio del Caos Mantova in questa stagione, che da neopromossa è riuscita a pareggiare, a vincere la prima contro il Camede Ossone, in seguito pareggiare per 4-4 contro i campioni d'Italia. Quindi buon inizio di stagione per la squadra biancorossa. Nel frattempo sta per ripartire il gioco. Andrà la battuta Vega. Ora la palla è per l'11, che
cerca il tiro ma viene ribattuto da Iucca, quindi ancora rimessa. Ora il tiro ancora Sanchez, ma niente di fatto. Ora Micheletto che controlla bene, Dimas che serve una palla difficilissima per Micheletto che incespica sul pallone e non riesce a concludere. Qui davvero una giocata pazzesca di Dimas che in un fazzoletto è riuscito a servire Micheletto. Ora Mateusz, Iucca che gira per Micheletto, Dimas, Iucca, Mateusz, gira ancora per Dimas, cerca ancora Mateusz, palla alla porta, poi Iucca e ancora una volta il numero 1 del signor ora attenzione però, Micheletto al pallone, palla ancora complicata, rilancio lungo. Dicevo ancora una volta il portiere del signor Prestito riesce a difendere questo risultato. Ora ancora Iucca, qui la palla scappa al numero 1 della squadra di Matera, poi Iucca forse un po' ruvido ma l'arbitro comunque decide di non fischiare. Può ripartire con calma il signor Prestito. Ancora il numero 11 col tacco e poi il gol del numero 7 del signor Prestito, Fusari. Mantova qui un po' sorpreso, forse anche fuori posizione alcuni giocatori. Azione abbastanza veloce con il numero 11 che ha servito con la suola Fusari, che dopo una botta fortissima, con una botta fortissima manda la palla in rete e quindi adesso 1-0 per il signor Prestito. Qui Tobe cerca ancora con la suola la palla lunga, qui un po' di scintille tra Mateusz e la panchina avversaria. Adesso chiaramente prende anche il giallo, un po' di foga da parte dei, forse anche nervosismo da parte dei giocatori del Mantova che negli ultimi minuti sembrava potessero meritare il vantaggio e invece vengono puniti. Mateusz alla battuta, Dimas cerca ancora Mateusz che aspetta l'uomo, il numero 11 che riesce a uscire, però attenzione, la palla è per Dimas che scarta, qui forse mano, ma Parrell e poi Dimas ed è gol per il Mantova che pareggia subito. Qui c'è da vedere, probabilmente il gol è di Dimas e quindi qui proteste da parte del signor Prestito, che tutti i giocatori vanno dall'arbitro a dire che il pallone non era dentro. Un po' di confusione. Ripetiamo che comunque durante l'azione c'era stato anche un tocco di mano da parte del giocatore numero 4 del signor Prestito, ma è stato concesso il vantaggio che poi è stato concretizzato benissimo dal Mantova, che riesce a pareggiare subito i conti. Ora però attenzione alla reazione del signor Prestito, palla fuori. Qui Mateusz che la gira per Dimas, palla alta che tocca il soffitto, quindi rimessa per i gialli. Alla battuta Sanchez, serve Tobe, ancora Fusari, l'autore del gol del vantaggio del signor Prestito. Qui Parrell che combatte, poi subisce un colpo, poi al tiro numero 11, ma palla fuori. Parrell ancora dolorante. Mantova comunque che è stato in grado di reagire dopo
la batosta dell'1-0 che è arrivata nel momento migliore per i biancorossi. Ora fair play ancora di Lukas, che riserva la palla a Ricordi e cerca Parrell, subito attaccato, gira bene per Matteus, viene pressato, ancora Matteus alla battuta, Jukka che difende, poi lancia lungo, non poteva fare meglio il finlandese. Ora Tobe per Sanchez, pensa al lancio, poi serve ancora il numero 1 che rilancia, qui Jukka col petto, ancora Fusari al tiro, Murato, ora il portiere al tiro, una cosa comunque insolita, uscito dall'area per poi concludere a rete, palla che comunque è stata ribattuta. Ora Sanchez, Tobe, Sanchez, ancora Tobe, ora Lukas che serve Tobe che ha un po' di spazio, attenzione la palla in mezzo per Sanchez, ancora indietro per Lukas, bloccato, ora Matteus che può far ripartire il contropiede per il Mantova, la palla è per Jukka che gira, viene fermato, rimessa ancora per i biancorossi, ora Matteus, ancora Parrell, Dimash sulla linea della rimessa laterale, Tobe copre bene e quindi rimessa dal fondo per il signor Prestito. Palla lunga direttamente tra le braccia di Ricordi, ora Dimash, Parrell che gira per Matteus, ora Jukka, ancora Parrell, Dimash che si accentra per servire Jukka, ora Parrell è completamente libero sulla fascia, ancora la palla è per Dimash che cerca un po' di spazio, allarga per Matteus, ancora Jukka, ancora Parrell è costretto a indietreggiare, serve ancora Matteus, Dimash, Parrell circondato e ottiene una rimessa laterale, forse il meglio che poteva ottenere. Parrell alla battuta, Bueno in mezzo che è appena entrato, cerca la palla per Parrell, l'ha vista all'ultimo, numero 1 del signor Prestito che riesce a deviare in calcio d'angolo, tiro veramente insidioso anche perché come ho appena detto è stato visto l'ultimo secondo. Ora Parrell in mezzo per Jukka, ancora Caruso che non la spazza ora, quindi ancora rimessa per il Mantova da buona posizione. Parrell per Matteus, cercato Bueno in mezzo, tiro murato, ora ancora Matteus all'anticipo e palla ancora al numero 1 del CMB, adesso Jonathan, Sanchez che gira ancora per Jonathan, la palla è per Caruso, buona palla per Jonathan, cerca il sombrero, l'arbitro non fischia fallo ma viene buttata palla fuori. Qui c'è stato un contatto in seguito al sombrero di Sanchez, probabilmente un tocco sulla gamba. Sanchez si lamenta del fatto che stia prendendo davvero tanti colpi. Si rialza comunque in piedi. Palla per Gabriel che probabilmente restituirà il pallone. E infatti è così.
Riparte quindi con Jonathan, Caruso, ancora Gabriel col fisico, Pulvirenti, Jonathan che gira ancora, Pulvirenti, Salas in pressing, qui Jonathan, buono spunto, palla per Caruso, ancora Jonathan e Ricordi fa un miracolo, un altro miracolo di Ricordi, veramente pazzesco anche qui, dopo un 1-2 davanti alla porta. Ora Bueno che tiene il pallone in campo, la rimessa quindi no, non tiene il pallone in campo, quindi la rimessa è per il signor Prestito. Caruso gira ancora, qui Ricordi dice di non aver toccato, ma l'arbitro fischia calcio d'angolo. Andrà Vega sul punto di battuta. Ora la palla per Pulvirenti che pensa al tiro. Attenzione, adesso può ripartire il contropiede con Bueno. Gabriel che si è fatto ipnotizzare ancora dal portiere del signor Prestito, che è stato costretto agli straordinari nel primo tempo. Veramente delle parate molto belle e difficili, ma ricordiamo che comunque anche Ricordi non è stato da meno, effettuando 2 grandi salvataggi. E nel frattempo viene chiamato un time out. 3 minuti e 22 allo scadere. Ricordiamo che Mantova ora i titolari sono Salas, Gabriel, Bueno, Di Guida e Ricordi tra i pali. Ora andrà proprio Gabriel col numero 97 alla battuta della rimessa laterale. Bueno, Di Guida, Salas con la suola, non riesce a servire Bueno. Ora ancora il signor Prestito, Jonathan ancora per Caruso, palo e poi ancora il tiro. Ricordi sicuro che non fa ripartire Gabriel, preferisce giocare corto per Di Guida che scambia con Salas. Ancora Di Guida, Di Guida che cerca Cabeza, cerca il fallo. L'arbitro non è dello stesso. Attenzione, qui l'arbitro fischia. Non è stato compreso bene il fischio da parte dei giocatori del Mantova. Nel frattempo c'è Gabriel a terra che è abbastanza sofferente, si tocca il ginocchio. Speriamo sia solo una botta. Qui nel frattempo ancora Di Guida e Vega che cercano di capire il fischio che c'è stato da parte dell'arbitro, mentre Gabriel riceve cure mediche. La palla qui viene posizionata, attenzione, quindi sarà calcio di punizione per il signor Prestito. Quindi probabilmente è stato fischiato un fallo in difesa per il Caos Mantova, forse una trattenuta.
Nel frattempo entra Iucca. Salas, unico uomo in barriera. Mandrà Sanchez alla battuta, ancora ricordi sul capitano del signor Prestito, Zancanaro, che riceve il pallone ora. Ancora il numero 6 per Zancanaro, Vega. Zancanaro che gira ancora. Ora Cabeza fa un ottimo recupero e può far ripartire Salas. Ancora Salas che arriva fino al fondo. Qui non ci sono proteste. Ha cercato di entrare in porta con la palla. Nemmeno qui sembra esserci nulla. Ma il giocatore Vega, numero 17, rimane a terra. Nel frattempo Micheletto rientra al posto di Di Guida. Forse è caduto male il numero 17 del signor Prestito. Che intanto viene sostituito. Andrà Micheletto alla battuta. 2 minuti e 3 secondi al termine di questa prima frazione. Ora Salas al tiro. Nulla di pericoloso. Zancanaro, Pulvirenti. Ancora Zancanaro che cerca Fusari. Si avvicina, tenta il dribbling su Salas, che si prende anche il cartellino giallo e si siede direttamente in panchina. Ora in campo ci sono Parrell, Cabeza, Micheletto, Iucca e ovviamente ricordi tra i pali. Sarà quindi fallo per il signor Prestito. Andrà alla battuta Vega, che sembra essersi ripreso. L'arbitro fischia, ma Vega invece no. Zancanaro che colpisce forse il numero 7 della sua squadra, Fusari, e ora fa ripartire il Mantova. Parrell che cerca il lancio lungo, ma niente da fare. Ora Micheletto che rilancia via. Ancora Zancanaro per Sanchez che cerca il lancio per Fusari, che cerca un gol difficilissimo, senza però imperserire ricordi. Ora Micheletto, Parrell, Micheletto che gira per Cabeza, che non riesce a tenere il pallone, quindi palla ancora per Sanchez, che rischia qui nel rilancio, ma alla fine finisce per seguire Pulvirenti. Qui bruttissimo intervento, qui ci stava forse il rosso perché comunque la gamba era altissima. Intervento bruttissimo, molto brutto qui. Nel frattempo riceve un giallo per proteste Bueno, ma qui non capisco veramente la decisione dell'arbitro. Pericolosissimo questo intervento. Sa di aver sbagliato, ma questo conta poco. Sappiamo che comunque era involontario, però forse andava punito in modo diverso. Qui non bravissimi qui gli arbitri in questa prima parte di gioco, comunque vari errori da una parte e dall'altra.
forse comunque una partita abbastanza difficile da arbitrare, molto veloce, molti contrasti. Nel frattempo il gioco riparte. Parrell lancia lungo per Cabeza, niente da fare. 1 minuto al termine. Ora Yucca che spedisce via questo pallone. Ancora Sanchez. Fusari, Zancanaro che cerca di partire, ma subisce il blocco di Cabeza e l'arbitro fischia il fallo. Ora Tobe che gira per Zancanaro. Sanchez. Ora ancora il rilancio lungo. Ricordiamo che per entrambe le squadre sono 5 per ora i falli. Ora Cabeza, attenzione, da solo, cerca di girarsi e di liberarsi per il tiro, ma era molto complicato. Ora Tobe. Zancanaro, Tobe che gira ancora. Ora Micheletto per Parrell che si gira bene. Parrell tirato giù in area. E questo probabilmente è calcio di rigore e giallo per Sanchez. Ora i falli per il signor Prestito sono 6. No, non è calcio di rigore, per l'arbitro è punizione dal limite. Tanto viene la sostituzione di Cabeza per Dimash che probabilmente batterà la punizione. 14 secondi al termine di questa prima frazione. Dimash alla battuta. Sì. Rincorsa lunga. Va Dimash. E parata. Parata ancora una volta del numero 1 del signor Prestito. Ora la palla per Micheletto e ancora una volta una parata incredibile, veramente insuperabile oggi questo portiere. Mantova che sta cercando in tutti i modi di andare in vantaggio. Ora Parrell che cerca ancora un po' di fortuna. Parrell e ancora una volta in qualche modo il signor Prestito riesce a mandarla in calcio d'angolo. Molto in affanno adesso la squadra di Matera in questi ultimi 2 minuti. Parrell, qui rischiosissima la deviazione di Sanchez e finisce qui. Qui forse gesto di stizza da parte di Tobe. Comunque il risultato in questa prima frazione è di 1-1. Ci rivediamo per il secondo tempo. Super spot. Si può ripartire. Si ricomincia. Tobe. Fusari. Palla ancora girata per Caruso. Ora Tobe. Caruso che lancia per il numero 8, ma Matteus ottimo nella difesa su Jonathan. La battuta Fusari. Jonathan. Tobe. Ancora Jonathan. Sulla fascia se ne va. Matteus bravissimo qui a bloccarlo e può ripartire tutto con Dimash. Dimash dietro per Matteus. Ancora Yucca. Ora Parrell. Sarà rimessa laterale. La palla è per Dimash che aspetta compagni, cerca di liberarsi,
mezzo a 2, non può molto. Può ripartire adesso il signor Prestito con Fusari. Tobe. Ancora Fusari sulla fascia. Jonathan, Tobe dall'altra parte. Jonathan che cerca la palla per Caruso, ma fa ripartire il Mantova con Parrell. Iucca con calma per Dimash che cerca il tunnel. Qui fallo, trattenuta da parte di Jonathan e quindi punizione per la Cimantova. Mateus per i biancorossi. Iucca, Parrell per Dimash, ancora Dimash che scambia con Mateus, alla fine allarga ancora per Parrell. Iucca, Dimash, Parrell, Dimash che cerca di partire, non ce la fa e qui in ritardo sa di aver sbagliato Dimash e prende il giallo. Dimash sapeva benissimo di essere entrato in ritardo, infatti ha chiesto subito scusa appena si è alzato, quindi giallo. Quindi calcio di punizione per il signor Prestito. Andrà Tobe. Jonathan che allarga per Sanchez, appena entrato. Tobe, ancora Sanchez, larga per Jonathan, qui Dimash che dà fastidio. Caruso che gira ancora per Sanchez. Attenzione qui Caruso su Iucca, cerca di passare ma è ancora bravo. Numero 6 del Mantova, veramente molto bravo nella fase difensiva, ma dotato anche di ottimi piedi. Ora calcio d'angolo, spazzato via da Parrell di testa. Sanchez alla battuta, Tobe lascia lì per Jonathan, ancora Sanchez cerca la palla in mezzo, favorisce Parrell però in mezzo a 3 giocatori, fa il giocoliere ancora una volta. Mateus adesso può ripartire ma è tutto chiuso, quindi indietro per Dimash che sbaglia il passaggio per Parrell e concede la rimessa ancora una volta per il signor Prestito. Tobe, Sanchez al tiro, ricordi coi pugni, ancora Sanchez, palla morbida per Caruso che cerca lo spazio ma ancora una volta Iucca che manda in rimessa laterale. Ora Sanchez al tiro alto, servito da Jonathan su rimessa laterale, forse colpisce male. Palla che va alta, ora Dimash allarga per Parrell che cerca il lancio per Micheletto ma numero 1 del signor Prestito va di testa e concede la rimessa laterale. Andrà Dimash alla battuta, all'indietro per Iucca, ancora Micheletto. Dimash, Parrell cerca un po' di spazio, Jonathan lo infastidisce, rimessa per il Mantova. Dimash, Micheletto che allarga ancora per Iucca, Iucca pressato, ricordi che rischia e poi viene travolto e rosso per Ricordi, attenzione, forse qui fallo di reazione per l'arbitro che manda negli spogliatoi Ricordi. È stato molto veloce il contatto. Qui il numero 11 del signor Prestito ha travolto
Ricordi che era riuscito a liberarsi del pallone. In seguito Ricordi forse ha reagito, non abbiamo visto qui dalla tribuna. Fatto sta che comunque il numero 12 del Mantova finisce negli spogliatoi a 16 minuti e 51 secondi dal termine. Quindi adesso entrerà Prado, prenderà il posto del numero 12 biancorosso. Portiere comunque buon portiere, visto anche nel precampionato. E adesso Mantova un po' più in difficoltà. Ora Parrella al rilancio per Bueno, che non può molto col fisico, su Jonathan. E adesso riparte Sanchez. Mantova in 4. Ora Sanchez, Jonathan, Sanchez, ancora Jonathan, lo scambio tra loro due. Ora la palla è larga, Jonathan, Sanchez che allarga ancora per Caruso. Azione lunghissima del signor Prestito. Fusari, Sanchez ancora, il fulcro del gioco della squadra di Matera. Fusari, ancora Sanchez, Fusari, e adesso Sanchez ha lo spazio ma cerca Caruso, bravissimo qui Prado subito, e poi Parrell che cerca di rilanciare. Quindi rimessa laterale per il signor Prestito. Adesso per il Mantova, costretto a giocare quasi un tempo in 4, sarà molto dura. Ancora Sanchez e ancora Jonathan. Adesso Jonathan cerca lo spazio per il tiro, ancora Prado che rilancia. Male per Bueno che si arrabbia, che la voleva sui piedi, perché comunque ha capito che è difficile contrastare a livello fisico i giocatori del signor Prestito, quindi preferisce la palla sui piedi. Ora ancora Sanchez che ha cambiato versante. Jonathan, ancora Sanchez che ha spazio, cerca il dribbling su Iucca, giocata di prestigio e poi c'è il gol di Lucas. Nel frattempo entrano Salas e Cabeza. Gol comunque nell'area per quello che per comunque la difficoltà per il Mantova. Adesso si riparte con Parrell. Iucca cerca il dribbling su Jonathan che non riesce. Ora Parrell, Salas che allarga per Cabeza, Cabeza, ancora lui che serve Salas, cerca lo spazio per il cross, riceve una rimessa laterale. Rimessa laterale per il Mantova. Qui qualche trattenuta in area. Ora Iucca alla battuta. La palla in mezzo che era passata. Ancora una deviazione del signor Prestito e ancora rimessa laterale per il Mantova. Ora Parrell che allarga per Salas, ancora sporcata questa palla. Parrell che lascia per Prado.
Ora Salas che rischia tantissimo perché la palla viene recuperata dal signor Prestito, poi rimedia parzialmente al suo errore e concede un calcio d'angolo. Palla è lunga per Sanchez che cerca di coordinarsi, palla uscita. E ancora calcio d'angolo. Ora Tobe, attenzione che cerca lo spazio, ma Salas ancora addosso, riesce a recuperare il pallone, poi servire Cabeza. Qui forse c'era fallo, l'arbitro non è di questo parere, quindi si riparte. Jonathan, formato da Cabeza, rimessa ancora per il signor Prestito. Sanchez, toccato molti palloni oggi, questo però lo sbaglia e lo concede al Mantova. Cabeza che si gira, il tiro, cioè chiede una deviazione del portiere Cabeza. Ancora una volta l'arbitro non è d'accordo. Nel frattempo entra Dimash. Qui qualche difficoltà nel recuperare il pallone. Rimessa, battuta, Sanchez. Tobe, Sanchez allarga con un po' di sufficienza forse, senza guardare il posizionamento dei compagni. Comunque rimessa per il Mantova. Micheletto, Iucca, qui palla rischiosissima, è tenuta in campo? No, quindi ancora rimessa, ma che rischio per il Mantova. Micheletto ancora la battuta. Ora Prado al lancio per Salas, Sanchez col petto e se ne va. Tobe ancora all'indietro, Jonathan, qui sbaglia Lucas, l'autore del gol del vantaggio, e concede ancora palla al Mantova. Micheletto e serve Dimash che cerca lo spazio. Salas entra in area, fermato. E ora attenzione perché sono 3 contro 1, ritorna la squadra. Qui sembrava gol dalla tribuna, in realtà solo esterno della rete. Micheletto che sbaglia, concede ancora rimessa per il signor Prestito. Sanchez ancora si libera, Sanchez, Prado ancora in calcio d'angolo. Mantova che sembra un po' confuso dopo il gol subito, fa un po' fatica a impostare il gioco. Ora Sanchez che ha cercato una botta al volo senza risultati. Salas, Iucca, Salas, bene qui su Sanchez, ancora Salas che non riesce a servire però. Micheletto, ma comunque rimessa per il Mantova. Iucca, Dimash cerca Micheletto, attenzione in area, la copre bene, c'era il rimorchio di Salas ma qui non ha guardato, probabilmente il numero 7 alle sue spalle. Comunque guadagna un calcio d'angolo. Micheletto la battuta, niente, ancora angolo. La palla è per Dimash. Micheletto cerca il dribbling, cerca lo spazio, palla a Salas, ancora Dimash che può allargare per Iucca. Dimash ancora, qui Micheletto di fisico, qui Dimash con l'eleganza si libera del giocatore, poi Iucca e niente da fare. Oggi veramente difficilissimo per il Mantova segnare con questo portiere. Ancora niente, ora Micheletto al tiro sporcato
E può ripartire adesso Lucas che serve Vega, la palla in mezzo per Sanchez, palo, e può ripartire Dimash adesso, 1 contro 1, Dimash, qui forse fallo, no, non c'è niente per l'arbitro, qui sbilanciato numero 77 del Mantova che rimane a terra, probabilmente colpito le ringhiere. Partita comunque difficile da arbitrare, ma non sembra che per adesso gli arbitri siano riusciti a tenere in mano la partita stessa. Sarà comunque rimessa per il signor Prestito. 12 minuti e 35 alla fine. Frattempo sostituito Dimash. Sono entrati Cabessa e Gabriel. Ora Vega. Ancora Caruso che difende bene il pallone. Vega. Fusari che gira ancora per Vega. Caruso non riesce a tenere la palla dentro. Sicuramente l'espulsione di Ricordi ha influenzato tantissimo la partita. Mantova che da quel momento sembra faccia un po' più fatica. Ora però comunque ci prova con Cabeza che si libera, e Lucas e Salas, manca l'appuntamento col gol davvero di pochissimo. Attenzione qua, ancora rischio per il signor Prestito che però ne esce bene con Fusari, doppio passo, palla per Pulvirenti ma niente da fare. Ancora adesso Fusari, il tiro rispinto da Gabriel. Cabeza adesso mezzo 3, Micheletto, palla dolce per Cabeza che se ne può andare verso l'area, ma ancora una volta la difesa del signor Prestito riesce a metterci una pezza e quindi ancora rimessa per il Mantova. Micheletto alla battuta, Gabriel, Salas che se ne va bene. Qui forse fallo, l'arbitro indica di rialzarsi. Qui davvero non so più cosa dire. Comunque Fusari, Pulvirenti, Vega, chiama la palla Fusari ancora, cerca di andarsene su Micheletto, doppio passo, palla in mezzo, ma la palla era già uscita e quindi rimessa per il Mantova. Sta per entrare Di Guida che sostituirà Salas. Ora Micheletto, Di Guida, di Fusari che cerca di metterla giù, molto difficile, non ce la fa. Ora andrà Micheletto, Di Guida, scambia ancora, troppo forte e troppo larga la palla per Cabeza, imprendibile, e quindi ancora rimessa per il signor Prestito. 11 minuti al termine. La palla è per Vega, ma ancora Cabeza ritorna su di lui. Andrà il numero 17 alla battuta. Fusari, Pulvirenti che gira per Caruso che aspetta inserimento del numero 6 che cerca di andarsene ma niente da fare. Di Guida con l'esperienza guadagna la rimessa. Mateus che sbaglia appena entrato in campo il suo primo passaggio, scuote la testa. Fusari, Pulvirenti, Vega, girano adesso velocemente il pallone quelli di Matera, ma Mateus di testa spedisce fuori.
andrà a fusare la battuta. Pulvirenti, Vega, finta qui il passaggio, ancora Fusari al rilancio lungo, troppo per tutti e quindi rimessa. Attenzione, qui Gabriel rischia tantissimo perché concede la palla a Caruso che però viene murato e qui rilancio ancora del portiere del signor Prestito che concede una rimessa per il Mantova. Matteus attaccato subito, Caruso rilancia più lontano che può, palla ancora per Gabriel, Di Guida, qui forse mano di Fusari, comunque rimessa dal fondo per il Mantova. Gabriel che cerca ancora Cabessa, che copre con il fisico, da usare molto bene il fisico. Qui la rimessa viene concessa al signor Prestito, anche se forse non era così. Comunque Fusari al tiro, Prado a valanga che riesce a mettere la palla fuori. Rimessa per il signor Prestito, qui Fusari manca l'appuntamento con il gol. Gabriel, Matteus, Di Guida, ancora Gabriel, ancora Di Guida che cerca spazio, Matteus interviene, Cabessa fuori dall'azione, ora Caruso, copre bene Matteus, può ripartire Cabessa che cerca il tiro, palla fuori di poco. Mantova che comunque nonostante tutto sembra che voglia il pareggio, francamente sembra anche che se lo meriti visto cosa dice il campo. Due palloni in campo ora, andrà la battuta a Prado che cerca Cabessa ancora, protegge bene Parrell, appena entrato Matteus, Gabriel ancora per Parrell, Matteus riceve Cabessa, ancora Gabriel che è quello più indietro, cerca Parrell che gira ancora, ora Parrell di testa per Cabessa, arpiona Pulvirenti. Gabriel che cerca il dribbling, qui non c'è fallo per l'arbitro, forse braccio un po' largo ma non c'erano gli estremi secondo l'arbitro per fischiare il calcio di punizione. Ora Zancanaro, Lucas, ancora Zancanaro che amministra, Pulvirenti, Jonathan, Zancanaro che cerca questa palla lunga per Lucas che aspetta il rimorchio di Zancanaro che calcia malissimo e quindi rimessa ancora per il Mantova. Ora Iucca, palla per Dimash che è appena entrato, cerca la palla morbida per Iucca che spara altissimo. Un'azione veramente molto bella del Mantova. Iucca sbaglia completamente la conclusione e può ripartire adesso il signor Prestito, ancora con Lucas che è diventato il pilastro dell'attacco. Parrell che può ripartire, palla per Dimash, ancora Dimash con la punta e adesso le occasioni iniziano ad essere davvero tante per il Mantova. Tanto qui numero 1 del signor Prestito a terra, bisogna chiamare medici. Numero 1 comunque del signor Prestito che per adesso ha fatto una grande partita, è uscito praticamente a parare tutto.
zoppica un po', ma sembra che resterà in campo. Sembra già ripreso. Zancanaro, Jonathan che cerca in mezzo per Lucas, niente da fare. Parrell, Matteus che ci pensa, serve ancora Parrell. Dimash, palla un po' lunga, Parrell ce la fa. Jukka, Dimash, Matteus, ancora Jukka, Parrell, scambi stretti del Mantova. Ora Dimash che cerca una palla per Parrell e ancora una volta c'è la parata del numero 1 del signor Prestito. Parrell forse l'ha toccata con un braccio, questo si lamentava il numero 1. Ora Jonathan, Sanchez, Zancanaro, palla lunga per Lucas che non può arrivarci. Lucas che sta impensierendo di molto la difesa del Mantova. Buoni piedi per il numero 11. Qui Parrell che spreca completamente questo pallone e lo concede ancora il signor Prestito. Tobe, Jonathan, Sanchez, Jukka qui spara via. Nel frattempo entra Cabeza al posto di Matteus. Ora Tobe, Jonathan, Sanchez, serve ancora il numero 1, lancio lungo, Prado coi pugni, non si fidava della presa anche perché era infastidito da Lucas. Andrà la battuta ancora Sanchez, Jonathan su Parrell, Sanchez cerca ancora Lucas che cerca una cosa molto difficile e qui parata di Prado, carica di Jonathan sul numero 98. Qui ancora Parrell che rischia con questi passaggi, però Cabeza copre bene il pallone e finalmente un giallo anche per il signor Prestito. È rosso, attenzione. E quindi Sanchez fuori. Uno dei giocatori probabilmente più importanti del signor Prestito deve andare negli spogliatoi. Penso sia comunque un giocatore che ha toccato più palloni, che ha toccato appunto più palloni di questa squadra. Adesso il Mantova a 6 minuti. Qui time out che non era stato chiamato, che se in realtà entrambe le squadre erano a colloquio col proprio allenatore. E adesso il Mantova, e adesso la situazione si ribalta. Il Mantova ha 6 minuti per poter recuperare la situazione di svantaggio. Vedremo adesso che andrà la battuta. Nel frattempo finisce il time out. Sembra ci sia solo Parrell. C'è per ora Micheletto libero fuori dall'area. E adesso sale l'incitamento del pubblico che ci crede. Andrà Parrell che cerca Micheletto. Parrell ancora
Micheletto, Cabeza, Micheletto ancora. E adesso la palla è per Dimash, ancora Parrell. Micheletto che gira per Cabeza, che cerca il tiro, ancora la palla è lì. E qui sbaglia una cosa che era un gol che era forse più facile da segnare. Dopo la ribattuta del numero 1, stavolta per la prima volta forse nella partita non perfetto, ma non è riuscito a approfittare il numero 88. Comunque adesso Micheletto che recupera il pallone, la palla ancora per Parrell e adesso sale comunque Dimash che se ne va. Dimash 2-2, segna sempre Dimash. E il Mantova finalmente riesce a segnare un gol che era nell'aria da vari minuti, almeno una decina di minuti. E adesso è una bolgia, il Neolù di Lunetta. Ora vedremo come sarà l'impatto psicologico per il signor Prestito, che è stato in vantaggio praticamente per quasi tutto il tempo. Si riparte. Signor Prestito ancora in 4. Ora Vega, pressato ancora Tobe. Ancora il numero 1 del signor Prestito che rischia. E qui Micheletto in copertura. Fusare la battuta. Tobe. Vega. Caruso. Ancora Vega. Dimash che per adesso in questo inizio di stagione ha segnato praticamente sempre, ovvero un bomber. Ora Vega, ancora Fusari, Fusari che cerca di andarsene, non ce la fa. Ora la palla è lunga, Jucca forse spinto, riesce comunque, attenzione qui, era riuscito a liberarsi bene del giocatore, poi una palla rischiosissima all'indietro. Qui attenzione, c'è una simulazione per il numero 7 del Mantova che diceva di essere scivolato, ma non è dello stesso parere l'arbitro che lo ammonisce. Ora comunque i falli per il signor Prestito sono 4, per il Mantova 1. Ora Tobe, Caruso, Vega. Allarga male. Ora Parrell, adesso il Mantova ci crede, si è ritornati 5 contro 5. Ora Micheletto, Parrell, Dimash che aspetta il taglio di Jucca che non ci ha creduto, forse non si aspettava più il lancio. Ora Tobe, Fusari ancora. Cerca la palla per Vega che è l'ultimo uomo. Ancora Vega, Fusari ancora su Micheletto che non si fa saltare. Vega, Tobe che cerca lo spazio per il tiro, invece allarga per Fusari. E qui Prado fa una gran parata, qui Micheletto se l'è lasciato scappare. Si è reso conto dell'errore. Comunque gran risposta di Prado, che a parte il gol si è comportato bene. Vega. Qui adesso ci sia un controfallo. Sì, ora andrà a Prado la battuta. Parrell. Dimash. Jucca. Parrell cerca qui di saltare Vega, richiede la rimessa e la ottiene. Tobe, Fusari, ancora per Vega, Tobe, Caruso,
E rimessa ancora per il signor Prestito. Andrà Tobe. Palle per Vega. Ancora Tobe. Fusari. Fusari ancora che se ne va. Cerca il tiro. Copre bene Micheletto. Oh, Parrell qui per poco non intercetta il pallone. Ci pensa Iucca. Dimash adesso. Tu contro tutta la difesa. Dimash ancora. E qui copre con il fisico. Numero 4 che è Tobe. Però la rimessa è per il Mantova. Quindi è ancora occasione per i biancorossi. Micheletto. Iucca che si libera bene. Iucca. Centrale. Palla non esce. Ancora Dimash che cerca Parrell. Parrell per Micheletto. E voleva la deviazione ma l'arbitro non è dello stesso parere. Comunque sbaglia Fusari. E quindi ancora Mantova. Andrà Micheletto alla battuta. Si occupa del settore di destra. Nel frattempo c'è Vega a terra. Che dolore, corso molto comunque, come tutti i giocatori impiegati in questa partita. 2 minuti e 59 al termine. 2-2. Si riparte. Iucca. Parrell che salta bene Pulvirenti, poi Cabeza non riesce a raggiungere il pallone. Ora Jonathan. Caruso che lascia lì per Jonathan. Iucca ancora una volta in scivolata, in copertura. Attenzione adesso a Tobe che cerca ancora. Qui Micheletto, se fosse stato in grado di servire bene Parrell, sarebbe stato un buon contropiede. Ora la palla fuori. Micheletto che può ripartire con Parrell. Ancora Parrell che allarga. Ancora il numero 7 biancorosso che se ne va sulla fascia. Lascia a terra Pulvirenti. Parrell. Aspetta un po' troppo. Micheletto in mezzo. Iucca. 3-2. E il Mantova ribalta ancora una volta la partita. C'è il gol del numero 6 che lascia andare tutta la rabbia contenuta. Qui il Mantova è andato a prendersi questo risultato, questo gol. Si è visto proprio il cambiamento di mentalità dopo l'espulsione di Sanchez. Mantova ci ha creduto ed ora in vantaggio. 3-2 per il Mantova. E adesso riparte il signor Prestito che si riverserà tutto in attacco con il portiere volante. Vega. Zancanaro, Vega, Jonathan, ancora Lucas, Jonathan, ancora Lucas, ancora Jonathan. Ora Vega, controllo un po' rischioso. Attenzione, la palla è per Lucas che amministra, serve ancora Vega. Scambio tra loro tre. Attenzione adesso, la palla è per Zancanaro che forse la tocca e poi butta la palla fuori. E verrà ammonito, giustamente. Gesto antisportivo da parte del numero 5 che ha buttato la palla fuori per far tornare il portiere della sua squadra. Ora Parrell rilancia ancora.
Bueno non era da quella parte. Qui ancora una volta non si è capito bene Zancanaro cosa ha fatto. Ora Bueno ancora che tiene il pallone, la palla è per Bueno e poi ancora il tiro di Parrell, qui forse con la mano che viene giudicata attaccata al corpo. Parrell non sa più con chi prendersela. Ora Di Guida, calcio d'angolo, la palla era per Parrell, attenzione però adesso riparte ancora il signor Prestito, palla per Lucas, Vega, ancora Jonathan, Zancanaro che prende il posto del portiere, Vega, 1 minuto al termine, ancora in attacco il signor Prestito, Vega, Zancanaro, fa un po' fatica, per l'arbitro non è uscita, ora Jonathan al tiro, Di Guida, si immola. Ora Vega, chiama lo schema, Jonathan, cerca largo per Zancanaro che sbaglia il pallone, ora il tiro di Doprado, se segnava Prado. Ora Vega, Lucas ancora dietro per Vega, Jonathan, 30 secondi al termine, Lucas, Jonathan, il tiro e qui Prado si supera con una parata pazzesca diretta all'incrocio, ma non c'è nemmeno tempo per elogiarlo. Ancora Jonathan, Zancanaro, largo ancora Prado e qui subisce un fallo e altro giallo per Lucas e altro rosso per Lucas. Qui Prado ancora a terra, si scaldano un po' gli animi adesso tra la panchina del Mantova e Lucas, che sembra aver un po' stuzzicato i giocatori biancorossi che chiaramente non si sono tirati indietro. Salas sembra quello più agitato, infatti l'arbitro lo va a redarguire adesso. Nel frattempo Prado a terra, 14 secondi alla fine. Prado fatica un po' a rialzarsi. Momenti di tensione prima della ripresa del gioco. 14 secondi e mezzo al termine di questa gara. Andrà Parrell al lancio lungo per Dimash, va al portiere, colpisce di testa, ancora lui che cerca di partire, ma Parrell che tiene bene il pallone e poi prende la rimessa. Adesso Di Guida che rilancia per Dimash che controlla il pallone, Dimash e finisce qui. Il Mantova ottiene questa vittoria sofferta, ma comunque ce la fa e dimostra ancora una volta di avere una mentalità vincente. Quindi ricordiamo il risultato finale: Mantova 3, Signor Prestito 2. Classico terzo tempo, anche se la partita non è stata delle più tranquille, diciamo. Ricordiamo quindi Mantova 3,
signor Prestito 2. Mantova continua le prime 3 partite senza aver perso e vanno a esultare dai loro tifosi. Dal Neolù di Lunetta è tutto. Ci rivediamo al prossimo match. Super Spot.